Passato, presente e futuro, forse le poche parole che riescono a riassumere al meglio l'Assemblea regionale dell'Anci Veneto. A 50 anni dal disastro del Vajont, a Longarone è stata la giornata dei sindaci dei comuni veneti con Piero Fassino, presidente dell'Anci nazionale, per non dimenticare e rendere omaggio alle 1910 vittime di quell'enorme tragedia del 9 ottobre 1963 e che si traduce anche nella richiesta di sostegno e di spingere sul governo per poter rompere il patto di stabilità o almeno per poter lavorare sulla sicurezza del territorio e dei cittadini. Abbiamo voluto essere particolarmente incisivi. Il nuovo messaggio è: i sindaci debbono poter fare tutte le manutenzioni che il territorio esige. Senza manutenzioni a un certo punto il Vajont si ripeterà. Ma mi sembra che sostanzialmente il Presidente nazionale abbia dato alcune assicurazioni rispetto all'autonomia e soprattutto all'autonomia fiscale. I sindaci nel 2014 rispetto alle aliquote tanto IRPEF quanto IMU e poi della futura TARES avranno una forte autonomia, quindi un confronto con l'area di governo per prendere delle decisioni insieme e non più imposte. Tutti assieme, sottolineano i sindaci, piccoli e grandi comuni, perché è solo con l'unione che si dimostra la forza, la vera forza istituzionale del paese. La giornata dei sindaci è stata divisa in due momenti. Il primo al cimitero di Fortogna, dove sono sepolte le vittime, con la deposizione di una corona di fiori, e poi in municipio a Longarone per parlare delle infinite difficoltà, come dichiarano i primi cittadini, dovute alle forti instabilità al governo, più che ai comuni, che si trovano a fare i conti direttamente con i loro cittadini. Testimonia la vicinanza anche di tutte le comunità e quindi dei miei colleghi sindaci a questa tragedia. Penso che sia ampiamente significativo e quindi ringrazio per la loro sensibilità. È stata anche l'occasione per affrontare poi alcuni temi importanti per i quali noi sindaci ci stiamo adoperando e battagliando da tantissimo tempo, e mi auguro veramente che si possano trovare in tempi rapidi delle soluzioni, perché non siamo più nelle condizioni di gestire con sufficiente serenità e soprattutto rispettando quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Mi sono venute alla memoria tutte le immagini che da ragazzo ricordo di aver visto, e io penso che sia giusto questo 9 ottobre ricordare, perché non si dimentichi chi ha pagato con la vita e soprattutto perché tragedie come quella non abbiano più a ripetersi, perché quella tragedia non avvenne solo per fatalità o per caso, ma anche per gravi responsabilità. E abbiamo il dovere di difendere la vita sempre, e il rapporto tra uomo e natura è un rapporto che va costruito in primo luogo intorno alla tutela della vita.